Ma avete mai pensato a provare come sarebbe Venezia non avendo le gambe per un giorno? Freno meccanico, eccolo qua, spingendo verso il basso. Io dietro il volante e l'acceleratore, o a tirare o a spingere. Cosa avete? La cartina Dell'accessibilità di Venezia. Da più verde scuro è, più accessibile è. delle lineette rosse, probabilmente questi sono i ponti già adibiti per il passaggio delle carrozzine. Avevo 22 anni, di sicuro non mi sono battuto. Un po' d'anni di handbike, dopo sono passato al basket. Gioco a Vicenza, Wheelchair Basket Vicenza. Sono disabile. Ah sì, sei pratico. No, non sono pratico. Ho bisogno di aiuto. Ah, vedi? Qua. 12 euro sono gratuiti. Ok. E dopo è a pagamento. Il welcome a Venezia mi pare ottimo. Siamo pronti, oggi vi fingerò disabile per tutto il giorno, vi mostrerò le reazioni della gente, andiamo a vedere che difficoltà troviamo. Nega, mi ha fatte porte proprio giuste. Scusi, può tenere aperto. È bellissimo. Siccome essendo motorizzata non so se si può salire nel tempo. Sono già stato. Sì, sono montato in handbike anche. Il treno, so, un vaporetto. Dobbiamo andare già da San Marco. Sì, io capisco. Provi prima a chiedere al pilota, è meglio perché è il comandante che decide. Lo blog ce l'ha, che sembra una via per andare in montagna. Va da destra, a sinistra, di qua, di là del ponte. Però bisogna vedere se funziona, perché il dubbio è quello adesso. Andiamo a chiederglielo, dai. No, noi parlavamo dell'oblò sul ponte Calatrava, quella cosa che c'è per... Ah, non funziona. Ah, non funziona. Parcheggio gratis, intanto. E il vaporetto ce lo danno gratis. Per passare il ponte Calatrava da Piazzale Roma, quell'oblò per disabili che è di nuova costruzione non funziona, ci hanno detto. Ci ha mandato qua a prendere il traghetto che è detto sempre vuoto, passano i 6 minuti, quindi ovviamo questo problema. Come se ce la facciamo. Aspetta che qua ha messo immobilizzare, aspetta. Sì, grazie. Grazie. Signore, grazie, gentilissima. Tendenzialmente a 90 gradi rispetto, poi sulle varie fermate ci sono le passerelle. Perfetto, grazie mille. San Marco e altre zone sono dotati o di scalini appositi a basso dislivello oppure di rampette tra uno scalino e l'altro che consentono alle passerelle di salire. Allora, questo è il ponte con gradino agevolato. C'è scritto che bisogna spingere. Chi è che mi dà una mano a spingere? Dai. Mamma, mi sta spingendo, Come ti chiami? Nicolò, grazie Nicolò, grazie mille. Lasciala andare più che puoi, Andrea. Mattia, secondo me, sai, quando uno ti vede che sei diversamente abile, si toglie quella sorta di barriera, filtro che abbiamo, di paura, no? Che c'è tra la gente. Ed è bellissima, la sensazione è bellissima perché la gente proprio già ti dice ciao così, cioè senza che ti conosci. È bellissimo. Piazza San Marco vai a prendere di qua. Sì, quindi giù di qua e vai a San Marco. Dicono che in Veneto siamo razzisti. Guarda cosa hanno scritto là. Guarda che razzisti, siamo autoironici noi. Guarda, stampato sul muro. Signori. Comunque qua ci sono tutte le rampe, quindi è facilissimo. Abbiamo i posti qua. Quadro. Beh, comunque si sono levati tutti i posti per disabili. Ci sono, eventualmente c'è anche eventualmente c'è anche la cintura di sicurezza. Che la mattina sei disabile, da quando apri gli occhi hai già dei problemi da risolvere. Invece essere normodotati è arrivare al lavoro e iniziare a risolvere i problemi. Devi solo anticipare i problemi, ma quando ti trovi che non hai alternative, la risposta è una, devi metterti in gioco, se no muori dentro e fuori. Vaporetto perfetto. Stiamo per entrare in piazza San Marco. Ci sono i scalini qua. Adesso dobbiamo trovare uno scino. Non c'è la rampa per scendere, non deve tornare così. Ma le tabelline per i VC ci sono. Oltre che bello riuscire a mettere una pedana da qualche parte, ma riuscire a far capire anche a chi viene qua che è disabile dove si può entrare in piazza San Marco con la carrozzella. Qua sono tutti gentilissimi, fanno spostare la gente. Ce l'abbiamo fatta, anche la Basilica di San Marco, accessibilissima. Ma fino adesso proprio problemi. Andiamo a chiedere al gondoliere come si fa ad andare in gondola. Comunque la mia sensazione è quella che un po' tutti ti guardano, che un po' tutti gli viene un piccolo colpo al cuore e forse quando vedono la carrozzina un po' tutti gli migliora un po' la giornata. Gondola per ragazzi in carrozzina, c'è? Basta che ti vai a Piazzale Roma e i gondolieri, i miei colleghi ti domandi, Dica una paratia che va giù e ti fa salire. Ok, andiamo a fare il giro in gondola? Se no, Baccaro, Magna, Bevi e Tasi. Qua c'hanno anche il bagno disabili, non te l'aspettavi? No,
Qua ci ha portato, questi sono i cicchetti veneziani. Scampi, sour, senape e zucchine, moscardini alla busera con le patate al forno, baccalà mantecato con la glassa di lime e tè verde e sardine sour con la salsa tampara. Andare a Piazzale Roma. Grazie. Mattia, abbiamo trovato l'unico punto a Venezia che ha l'accesso disabili e quindi questa si chiama Gondola for All, quindi per tutti quanti. Behind the Piazzale Roma is the only place for disabled people in Venice to board a gondola. Oh, grazie mille. Grazie. Sai la cosa, io ho paura di chiedere aiuto. No, mai paura di chiedere. Proprio... Ricordati che dare è più bello di ricevere. Tutto sommato abbiamo avuto un'esperienza veramente positiva oggi. Se ci si adatta, Venezia è una città assolutamente accessibile. Sono stati tutti gentilissimi con noi. Beh, sicuramente un 9+. Al sindaco di Venezia, il governatore Zaia, se vi viene in mente queste due piccole idee, una è gli adesivi da mettere per terra per il percorso disabili, sarebbe tutto più facile. Aggiornate la cartina della Venezia accessibile con il punto gondole all, gondola for all, e magari qualche altro punto gondola in più per i disabili, insomma non sarebbe proprio male. E grazie all'azienda Tri-Ride di Civitavecchia Marche che ci ha fornito questi splendidi mezzi che ci hanno permesso di vivere da disabile normalmente.